Senti che bel finale, un bellissimo finale, sono contento di vedere. Beppe, Grillo, ma che sta facendo? Ma ragazzi, ma non potete rompermi le balle anche durante la quarantena, per favore. Ma non si è fatto più sentire, nessun intervento in televisione, nei giornali, ma che sta succedendo? Beh, guarda, a te lo dirò, sto componendo una serenata per far innamorare la Ursula von der Leyen, così la prossima volta che andiamo in Europa ci riempie di quattrini, ci riempie. Ma per la verità alcuni dicono che non avete portato a casa un bel niente nell'ultimo vertice, eh? Ma per forza, hai visto chi ci ha mandato? Ci ha mandato Gualtieri. Ma hai visto quanto brutto è Gualtieri? Non riuscirebbe a rimorchiare nemmeno la Merkel. Dobbiamo avere qualcuno che la fa innamorare. Giuseppi, Conte. Perché conosce bene il tedesco. Ma no, perché è un bell'uomo, ha un fascino irresistibile. Tutte le donne sono innamorate di lui, l'uomo mediterraneo. E se non basta lui, ci mandiamo anche Gigino Di Maio, Nubele Guaglione napoletano. Con loro sono come due bomber in squadra, vinciamo i campionati europei, vinciamo. Ma senta, a proposito di Europa, ma voi non eravate contro l'euro inizialmente? Avete cambiato idea? E poi mi dica la verità, cosa pensa lei del MES? Il MES, è un grande casino pazzesco. Noi non siamo più quelli di una volta, siamo cambiati ragazzi. Guarda, te lo dico. Non parlare a me di MES, guarda che non sono FES, mi fai andare sullo stress. Anche peggio dello spread. Cosa penso io del MES? Solo carta per il CES, ma non posso dirlo adesso che il partito è depresso. Siamo qui grazie al PD e dobbiamo dire sì. Eravamo incazzati, ma ci siamo poi sgonfiati. L'Europa ci faceva schifo, oggi le facciamo il tifo, prepariamo l'alleanza con i boss della finanza.